Gio. Piazza so, principale. Poi bia. Ciao da Germano e dateci lo sbrulinox. Tu c'è co? Lo sbrulinox. Bia. Lo Che sbrulinox. c'è, principale? Come una tachipirina? No, ne bia. Ed è un farmaco che cancella la memoria. Abbiamo consumato tutto quando ha chiuso lo stipendio di Anna. Infatti Anna non ne sa niente ancora. Ah, come non mi ricordo, principale. Ti ho lasciato una scatola entro la cucina. Come ce l'ha chiesto sto Sprulinox a Lo Germania? spiegai una volta. Mi sa che te l'hai scordato. Infatti, principale, io non mi ricordo niente. Vabbè, bia. È facile, te lo spiego a rete. A disposizione. Allora, mettete tra le palle dell'emigrante, ok? Sì, ok, vediamo. Quindi sto migrante si chiama Giovanni ed è uguale a te. Come al solito, sempre io. Beh, state a mettere tra le palle. Insomma, sto Giovanni sta in Libia. Vedi, figlia, moglie e la famiglia in la merda. Sto non mi si male, va? Giovanni non sa come da fare. È pure intelligente. Sa parlare 3 lingue. Sa pure che significa fatià. Non come a te che a malapena si pizzica il cellulare. Vaffanculo. Però Giovanni sa che in Libia sapere 3 lingue non servono cazzo. Tu Giovanni sape parlare pure in italiano? No, sa la lingua sova, poi sa l'inglese e francese. Ah, Però sa parlare bene, buono. Beh, Giovanni si ste vede la famiglia sova muore giorno dopo giorno. Perché capito, non ci si può chiamare una fatia? Non ne Stefadia. E perché ha fatto la figlia? Lì ci ha rascato la moglie e la moglie è rimasta incinta. E perché non ha usato un preservativo? Cioè, avete 10 anni che sto facendo la stessa domanda a Tanada. Ah, sì, e Tana mi ci ha detto. Ha detto che contro il preservativo e bucate non esiste soluzione. Ma va Piglia lo sbrulinox, la bottiglietta, e lo sbatte 10 volte per cancellare un mese di memoria. Quanta sarebbero 10 volte, O principale? quanta sarebbero? 10. Quando è successo quella storia con l'ispettore Pascale, principale? Beh, non mi riesco a contare il numero 10. Faccio contare fino a 9. non so Bia, questo è facile. Lo 10 stai proprio a dopo lo 9. Ah, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10? Tine, fa una cosa. Sbattelo 11 volte, 11, lo sbrulinox, così siamo sul sicuro. Proprio quello che stai pensava. Ma non è che ci cancella troppo la memoria, Germano, poi. Bisogna sapere quando esattamente Germano ha capito di Panega. E principale può essere un mese fa come può essere 4 mesi fa. Scusa, ma quando l'avevi deciso a sto tizio almeno? Di sicuro più di 3 mesi fa. Allora per sceso più sicuro, piglia lo sbrulinox e sbattelo 40 volte. Ah, così cancella 4 mesi, principale. Tine. A mezza parola, principale. Come ce lo dopo. Guarda, Germano sta attaccato con le catene. Con lo catetere è attaccato in faccia la pizza e un tubo di scarico un dato un culo. È abbastanza facile con ciutello su Brolinox. Ci apre la bocca, Dopo che l'hai sbattuto 40 volte. per forza. Ci apre la bocca e ce lo vaghi. Sano però. Ok, ho capito, principale, va bene. No, ne aspetta, sto dico. Per attivare la funzione dello Sbrulinox da fa per forza una cosa. Se no non ci funziona, E c'è cosa, principale? Appena dopo che hai pagato lo Sbrulinox, c'è da chiudere la bocca, Germano, fino a quando non gnotte tutto. Ok. Una volta che hanno gnottuto tutto, leva la mano in faccia alla bocca e non ci dammi un mascone in faccia. Ma di quelli che ti lasciano la forma delle 5 digiti però. C'è medicina strana, principale. Non ti preoccupare, funziona, sempre. Ma lo scaffo alla dritta o a mano smerza? Fa quello che secondo te face più male e che scatta resa di più. All'occorrenza, principale. Allora, sto Giovanni da pigliare una decisione. Da ci trovare una soluzione a non trovare. Magari in Europa. E c'è da in Libia fatia non stare. Non ne stai. Come a noi. Tanti anni fa, no? O faceva all'Ilva o ti dicevi sopra. Sì, mi ricordo. Allora Giovanni si è a parlare sotto a sotto con cristiani pericolosi. Poi come posso trovare in Europa e cose del genere. E le risposte che avevo Giovanni. Sabato prossimo parte una nave di questo porto, non so quanta sonda sopra quella nave. Però ci dà rimasto una cosa di soldi, tancia al capitano della nave e qui tu ti faccio inchianare. Però Giovanni, questo parliamo che non si sa se lo viaggio è buono o è male. E perché c'è male lo viaggio? Perché innanzitutto la nave è una barca che a malapena si mantiene di ponte sopra l'acqua. Secondo di tutto, appena arriva in Italia Giovanni viene visto come uno spacciatore, oppure uno drogato, oppure uno ladro, solo perché tiene un cuore della pelle come quella delle Lizzanisi. Gli regato allora. Io regato. E Giovanni allora risponde, pizza, ma in italiano così susti si sono?
E che parlava con loro? Ma lo povero Giovanni ancora non ci sa che l'italiano non sanno parlare né in inglese né in francese e manca in italiano tropicchia. Vabbè, non ci possiamo trovare invece che in Italia? Se tu tieni 10 euro di benzina in tal serbatoio e tieni 3 città dove c'è, o Taranto, o Bari, o Milano, a dove vai? A Taranto ovviamente, se no rimango in terra. Beh, a barca di stu Giovanni, da pensare che tieni 10 euro di benzina per come stai mesi. E allora scacchi l'Italia, che è la più vicina. Avete capito? Se no poi come un suicidio, ok? Principale, Piace, uè. e pensavo allo Sbrolinox. Ce hai con lo sbrulino. Una volta che gli ho sbattuto 40 volte, lo metto in bocca a Germano, lo faccio gnotteri e poi ci metto un mappino settato in faccia. Però poi mi vede, c'è da pensare me, c'è quella pizza attaccata in faccia un catetere e poi attaccato pure quelle catene. Fammi pensare un attimo. Sicuramente mi chiede se te facciamo solo entra a quella stanza, da quelle competizioni. Aspetta, stava una versione dello Sprulinox con lo sonnifero incorporato. Fammi vedere, ti chiamo dopo. A disposizione. Allora Giovanni saluta la famiglia, la figlia e ci dice non vi preoccupate. Una cosa la chiacchiera. Ma la moglie ci dice mi raccomando Giovanni ci dà muerto. Non fallo cucchione che ti faccio mettere dentro la malavita, se no cappi come a seppo. Ma Giovanni c'è troppo emozionato che pensa alle puttanate della moglie. Vabbè, ma alla fine la piglia sta prendendo a barca La o no? piglia. Io si pensava che era una decina d'ore E invece? e invece passano giorni, ore, menute e ancora giorni, ore, menute. Vabbè, tanto sta un ristorante dentro la nave, no? Un ristorante? A malapena ste l'elga. Vabbè, hai capito come faccio sempre in colpa? Ronzi? Oe, principale. Ronzi, ma lo Sprulinox che mi è passato è di quello con lo sonnifero incorporato? No, ni principale. Non ci lo fanno più lo Sbrolinox con le Ma allora ci questo dopo che si cancella la memoria avete poi in faccia a biase come la metti? principale, volevo fare pure uccidere la biase e poi facevo finta che la su Germano. Così non capiamo più sempre e mi risolto questo caso di Germano una volta per tutte. Era pensato già a sta possibilità. Ma biase mi serve ancora. Allora, principale, qua si tratta di trovare lo Sbrolinox notte. Quindi con lo sonnifero. Esatto, principale. Tu lo tieni a portata di mano? No, il principale, qua bisogna c'è la Bayer in Germania. Non ne tengo tempo con voi in Germania, Ronzi. Aspetta, fammi domandare un collega. Appunta, non è che è rimasto lo Sbrolinox notte da qualche parte? Ci ha detto? Ha fatto nome con la capo, principale. Ci no, principale. Può fare che appena dopo lo scaffo Biase se ne scappa facendo. Buona idea. Ora chiamo a biase e ce lo dico. Grazie, Ronzi. Fammi sapere come vi spiccia. Arrivano in Italia. Come scende Giovanni si accorge che stanno un sacco di cristiani con le cartellone in mano dove c'è scritto tornatevene a casa. Ma Giovanni l'italiano non ce lo sa e allora pensa, forse c'è scritto benvenuti sopra quello cartellone. Ma però è colpa sua che non ci capisce. Pure che parla tre lingue però non ci parla italiano è scandaloso. Pensare oggi tu sai parlare russo e te sei in Russia. Cioè poi quando parti con la macchina e ti bloccano in Germania è scandaloso che non ci si parla lo tedesco. Vabbè, ti ho capito, ma non c'è la stessa cosa. Ma poi Giovanni pensa, dai c'è tutto bene, dai, tanto gli italiani sono pure cattolici. E c'è da fare che sono cattolici italiani. Beh, che secondo te Gesù Cristo non ce le faceva sbarcare? O diceva tornatevene a casa, figli di puttana. No, ovviamente Gesù li accoglieva, però non ce la puoi rivotare così la cosa. Ah no? Visto vengono qua, si fottono la fatia nostra, si pigliano le femmine Dimmi nostre. uno che conosci che è immigrato, che ti ha fottuto la fatica. Io non conosco nessuno. E allora come cazzo faccio a sapere? Però la campagna di Adriano non ho visto almeno una decina che fatiamo. E allora? A me mica mi ha chiamato Adriano. E perché non ci ti ha chiamato? C'è chi ha fatto sempre 35 euro a giornata e sicuramente a questo ha fatto 20 euro. E qual è il problema qua? L'immigrante o Adriano? L'emigrante, perché per rispetto non ce l'hanno accettato solo per 20 euro. Cioè secondo la tua capo fresca, questi sapano pure i prezzi delle giornate in Italia. Anzi, se ne parte dalla nazione loro dicendo, ehi, c'è dici, ma c'è in Italia a 20 euro a giornata? Che secondo te non ce lo sapano? Che la giornata normale è a 35 euro? Ma ci ti squagliato le metodi, Ede? Che cazzo stai vivo? Fammi vedere. Pronto? Bia, allora dopo che ha sbattuto 40 volte lo Sprulinox. Sì, poi ce lo tocca a Germano e poi ci prendi lo scudarrone. Esatto. Appena dopo lo scudarrone te la svigli. Ma proprio fucendo, come un Bella fulmine. idea, principale, c'è un problema però. C'è problema? Prendi l'aria squargata, principale, non ci posso fuggire. Mannaggia Ma Eva. scusa, principale. C'è caga cazzo. Principale, ma non ci posso dare lo Sbrolinox dopo che non ci hai dato il mascone. Così si scorda che non ci hai dato. Ma dici puttanate, Bia. Poi si ricorda dello secondo scaffo che non ci ha dato e stiamo punto a capo. Ah, è vero, principale, è vero. Aspetta, ne sentiamo dopo.
Vabbè, allora perché non ci girano con le burche? Arredo, Giovanni. Da mettere entrare le palle. Arredo. Tu vai in una nazione sono tutte nudisti e a te ti piace se ti obbligano a scendere sempre la nuda? No, c'è la nuda. Ma non c'è la stessa cosa. Questi sono tutti cucciati. Da mettere entrare le palle, Giovanni. Non me. C'era sempre cucciata con lo fazzoletto. Donna. Pronzi? Principale. Sente, purtroppo Biase tiene problemi seri con l'ernia. Non ci può fuggire. Ah, è Pure pizza. un coglione ha detto ci ponge dai un altro goccio di Sprulinox, così si scorda dello scaffo che non ci ha dato. Ma poi si ricorda di un secondo scaffo. Già che dite, mi sa per quanta volta abbiamo usato lo Sprulinox sopra Biase, ci abbiamo sbunnato lo cervietto. Comunque non è manco tanta festa l'idea, Che vuoi dici? Beh, può fare lo metodo in collega mia. Sarebbe? Praticamente dai, prima Sbrulinox e poi uno scaffo. Poi un altro Sbrulinox e un altro scaffo. Poi un altro Sbrulinox e un altro scaffo ancora. Tango, per quanto tempo? Fino a quando Germano non perde conoscenza principale. E Biase si la può svignare senza problemi. Pizza, ma quanta cazzo di Sprulinox mi ha picchiato? Principale, qua ci vanno dei micciani di Sbrulinox. E più o meno, dall'esperienza tua, quanto tempo non ci vuole? Solitamente perdono conoscenza dopo un quarto d'ora abbondante di scaffi e Sbrulinox. Vabbè, Germano è mazzo pure. Penso una decina di minuti e svene. Bisogna vedere principale, Solitamente questi mazzi sono i più agresti. Vabbè, ma da fare quest'ultimo favore, non sei. Portami sta damigiante Sprulinox alla putea do Germano. Principale, voglio pure qualche favore in cambio però, Stai parlato, non sei. Stai parlato. Ad spicciare con ti vedi sta cazzo di televisione. Sempre Dave spicci, sempre sopra la televisione. 2 anni fa, 3 quarti, ci hanno combinato quelle pezzarrone a Torino. E hanno muerto in mezzo alla strada. Sì, 1500 dalla partita della Che Juventus. c'è successo con il casino, secondo te? Ma perché hanno pensato che era un attacco terroristico e loro sono venuti in panico. E perché hanno pensato che era un attacco terroristico, dici tu? Perché hanno sentito uno scoppio che pareva una bomba. E perché allora uno scoppio qualsiasi le pareva una bomba? Cazzo tu non ci dividi mai la televisione, Pasca. Hanno fatto vedere 10.000 volte che almeno le bombe i terroristi. Che qua te voleva? Ci qui di 1500 pezzarroni non c'erano mai visto la televisione? Quando erano sentito uno scoppio, magari avessero pensato che anche un'ora era venuta una Minerva. Invece, abituati a vedere notizie dei terroristi della pizza mia, sono venuto in panico, come dici tu. La capocchia. Vabbè, qua ti posso dare un po' di ragione. Quanto me ne vuoi dare? Mezzo chilo? Allora l'abbiamo risolto. A disposizione. Vado Germano, ci dai lo Sprulinox, ci dai uno scudarrone, poi ripeti. Sprulinox e scudarrone. Ma questo è come te diceva io, principale. Non ci spiccia a dare. Poi continua, Sprulinox, scudarrone, Sprulinox, scudarrone. Per la Madonna, per quanto tempo, Fino a principale? quando Germano non perde conoscenza, abbia. E quanto ci vuole? Ma gli specialisti hanno detto in un quarto d'ora, ma tu continua. Fino a quando non lo vedi svenire con le orecchie tue. A mezza parola, principale. Lo Sprulinox te lo trovo. Appena trasa la potea, sopra la destra, figa che gli fatto la sana damigiana di Sprulinox. A mezza parola. Comunque il problema stai, compa, è inutile che la giri la web. Il problema stai. Ma ci ti ricordi, ci disse Germano quella sera? Iddo che sapeva tutte cose? Qua sera. Quella sera che si è parlato di immigrazione. Ah, quando disse che 10 anni fa stavano 120.000 migranti e ora ne stanno solo 20.000. Hai capito? Bravo. E vabbè, perché 10 anni fa nessuno diceva niente? Che 10 anni fa sti polegante di merda ne stai cagando lo cazzo sopra altre puttanate, cucchio. Vabbè, io voglio saccio dove vi piglio questa informazione a Germano. E che cazzo ne sacci? Poi, ma ci trovare? A C. A Germano. Mo? 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 E mocca a mamma, da non sciamo. Ma dove? Alla pu? Non la poteva, fanculo. Pu? Puttana. Da mamma, da. Ciao, mi ha cagato lo cazzo. Ciao. Allora, sbattuleggio 40 volte. Poi apro la bocca di Germano, metto intra e scaffo. Che stai facendo qua? Ah, c'è dolore. Sbattuleggio una volta, metto intra e scudarrone. Ma c'è stai... Sbattuleggio una volta, Stai apro la facendo bocca, qua? metto intra, scudarrone. Ma... Metto intra, scudarrone. Ah, yeah. Che stai facendo? Metto intra, scudarrone. Piace? Ma c'è sta Entra. stanza qua? Scudarrone. Ah, Scudarrone. piace? Ma c'è una putea? Sbattuleggio
E tu intra, scudarrone. Scudarrone. Scudarrone.